Questo è l'ordine del giorno che abbiamo prodotto a seguito dell'incontro che come forze del Consiglio regionale abbiamo praticato ieri con una delegazione della CGIL, nel corso della quale sono emerse sostanzialmente due questioni. La prima è una preoccupazione che le organizzazioni sindacali ma anche le organizzazioni datoriali hanno in riferimento alla riscrittura di una parte del codice degli appalti che a loro giudizio non consentirebbe di individuare con la sufficiente nettezza le organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, quindi a loro giudizio esporrebbe le lavoratrici e i lavoratori a rischi connessi alla salute e alla sicurezza sul lavoro, ma anche in termini di legalità e di contratti pirata, e dall'altro lato ci avevano sollecitato alcuni interventi in riferimento al piano strategico per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Siccome nell'arco di questi giorni di discussione di bilancio anche l'assessore Lanzarin ci aveva in qualche modo confermato che l'iter del piano strategico era in stato avanzato e che avrebbe raccolto alcune delle preoccupazioni che anche le organizzazioni sindacali ci hanno sollecitato ieri, nei fatti con quest'ordine del giorno lasciamo traccia del dibattito che si è svolto in questi giorni in Consiglio e chiediamo dunque l'espressione del voto favorevole all'Aula. Metto in votazione l'ODG 119. Aperta la votazione. Chiusa la votazione, il Consiglio approva.